Bentrovati. Quest'isola l'avevo preparata, volevo esporla giovedì scorso. Poi l'emergenza Electrolux ha giustamente occupato quasi tutto il tempo di quel TG, per cui l'isola è saltata. Il mio intervento quindi è un po' datato e verte sulle reazioni provocate dalla visita a Pordenone della ministra dell'integrazione Cécile Kyenge. Premetto che non ero presente in municipio durante la sua visita, che ha suscitato molte polemiche, e i miei commenti si basano sui servizi del Messaggero Veneto, come quello che riguarda la presa di posizione del consigliere comunale del PDL Francesco Ribetti, il quale sulla sua pagina Facebook ha scritto: «Non credo che questa signora abbia le competenze adeguate al ruolo che riveste. Sinora è stata capace di distinguersi solo per uscite fuori luogo e idee di provvedimenti che, a mio modo di vedere, piuttosto che favorire l'integrazione, fomentano il razzismo. Visto che sabato, giorno della visita, ho qualcosa di più importante da fare, ovvero la partita amatori San Lorenzo Fagnigola, se vuole passare a salutarmi, visto che è lei che viene a casa mia, l'aspetto al polisportivo di Rorai Grande». Come giudicare questo delirio? E poi la piazzata nell'aula consigliare del leghista Riccardo Piccinato. Dopo gli interventi delle autorità locali, appena prende la parola la ministra, il consigliere leghista si è alzato esibendo orgoglioso una maglietta con su scritto «Essere friulani è razzismo», cercando di intervenire con «Mi scusi, Cécile». Poi, dopo un tafferuglio con un consigliere del PD, è stato allontanato dalle guardie del corpo della ministra. Ricordo al signor Piccinato, la ministra Kyenge non è né sua nonna né sua sorella, per cui un minimo di buona educazione, non solo istituzionale, esige che quando ci si rivolge ad una persona che non è della propria famiglia o del proprio giro di amicizie, si usino toni e forme diverse. Altrimenti dovrei pensare che questo orgoglioso friulano, intervenendo in questo modo, è un pelino razzista e con delle difficoltà a rapportarsi col genere femminile. Perché non credo che questo coraggioso eroe si sarebbe permesso questo approccio se al posto della Kyenge, donna nera eppure nata in Africa, ci fosse stato un maschio nostrano con le medesime idee della ministra. Naturalmente in questa bagarre non poteva mancare l'ex sindaco di Azzano X, Enzo Bortolotti. Ecco cosa scrive su Facebook. Sabato scorso a Pordenone c'erano tutti i responsabili del dispacimento del nostro paese. Pedrotti, che ci mancava poco che desse le chiavi della città, Bolzonello, l'eroe dell'ospedale in Comina, Michele Negro, Seldri, Fondazione Comunista e i sindacati di partito, tutti uniti per abolire la Bossi-Fini, reato di clandestinità, la Ius Soli, tutto quello che serve a questo paese per andare a picco più in fretta. Concludendo minaccioso, ricordatevi questi nomi. E a proposito di memoria, voglio ricordare a Bortolotti e ai tanti smemorati, la Lega in questi ultimi 10-12 anni è stata quasi sempre al governo a Roma in compagnia del delinquente di Arcore, ed era al governo anche in regione con la giunta Tondo, come era al governo anche nel novembre del 2011, meno di 3 anni fa, quando il Caimano dichiarava urbi e torbi che il paese era in salute, che la crisi era un'invenzione dei media in mano alle sinistre, visto che i ristoranti erano sempre pieni come gli aerei e i luoghi di vacanza. Tutto questo mentre l'Italia stava sprofondando in una crisi micidiale. Ora accusare altri che lo stato fallimentare del Paese, quando solo loro tra i maggiori colpevoli di questa drammatica situazione, è veramente una presa per i fondelli inaccettabile. Rifletta bene il movimento 9 dicembre, i cosiddetti forconi, quando i leghisti chiedono di unirsi alla loro protesta. Come ricorda il vecchio adagio, i debiti non si pagano mai il giorno che si fanno, noi stiamo pagando il malgoverno degli ultimi decenni. E poi questa Lega che tuona contro chi vorrebbe abolire la Bossi-Fini e il reato di clandestinità. È sommamente sbagliato voler mantenere delle regole che non hanno risolto il problema dell'immigrazione selvaggia. Sono leggi sfornate per accontentare una ideologia xenofoba e spesso razzista, come la frase che ha pronunciato Bitonci, capogruppo della Lega al Senato. Il ministro Kyenge vuole favorire la negritudine.
Negritudine significa che la Kyenge è al governo a nome dei negri e dunque contro la maggioranza, la stragrande maggioranza degli italiani, e non mi pare in tutta onestà che questo sia il caso. Insomma, gli esempi non mancano, eppure i cittadini non reagiscono a questi linguaggi da Ku Klux Klan. Ci sembrano normali, ma non sono normali. I fatti che vi ho descritto devono far riflettere coloro che hanno a cuore il futuro del nostro paese, perché continuando su questa china scivoleremo inevitabilmente verso una deriva che non promette nulla di buono. Ci vediamo giovedì prossimo.